6:50 del mattino, supermercato Conad di via Risorgimento, a 2 passi dal Duomo di Treviso. Mentre i dipendenti stanno allestendo per l'apertura, dalla porta sul retro del magazzino entra un uomo e cerca di arraffare delle bottiglie di alcolici. L'abbiamo una volta buttato fuori, la mia collega, poi mi ha detto stai qua, guarda fuori che non prenda la merce dai roll. Sono stata là e ho sentito gridare, era entrato, aveva minacciato il mio collega con un coltello e poi aveva un coltello così in mano e dopo si è preso una forbice dall'espositore delle forbici e ha cominciato a tagliarsi qua, ha detto mi uccido. Immediatamente scatta l'allarme, sul posto arrivano i carabinieri che poco più tardi catturano il rapinatore. Dopo essere stato medicato all'ospedale per le ferite che si era provocato con la forbice, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Si tratta di un 44enne tunisino senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, e proprio lui è il protagonista del folle gesto che lo scorso maggio, al passaggio del Giro d'Italia Conegliano, ha lanciato una bicicletta in mezzo alla strada pochi istanti prima del passaggio dei corridori, rischiando di provocare una tragedia. Incidente evitato per un soffio solo dalla prontezza di un altro spettatore, riuscito a spostare la bici prima dell'arrivo dei ciclisti. Anche in quell'occasione il tunisino era stato fermato poco dopo il fatto dalle forze dell'ordine.